Ah regà, buongiorno. Facciamo intro alla Erfaina nel Prime. Signori, buongiorno, direttamente da Torino all'Osteria, senza pretese, di Franchino. Sono emozionato, vi dico la verità. Sono molto in hype per questo video. Non vedevo l'ora di venire a provare questa cucina romana popolare di Franchino il Criminale qui a Torino. Siamo in piazzetta Andrea Biglongo. Bel posticino, dico la verità. Molto soleggiato, tra l'altro, stamattina, quindi probabilmente io da Napoli ho portato il sole e mi fa molto piacere, perché come state vedendo ci sono dei posti fuori, quindi tavolini all'esterno, e c'è anche una sala all'interno. Franchino il Criminale non ve lo devo presentare io, noto youtuber da oltre 550.000 iscritti, è molto conosciuto per le sue recensioni, spesso anche molto piccanti, dirette su YouTube rispetto ad altri locali, e oggi sono qui io da inesperto del settore, lo dico, che io non sono un critico culinario, però mi piace tanto mangiare, ho la passione per il cibo e, come dico in ogni video, visto che mi piace mangiare, quando una cosa mi piace la dico, se una cosa non mi piace la dico ugualmente. Se vi piacciono questi video recensioni che sto facendo in questo periodo su YouTube, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale perché è un gesto che per voi può sembrare banale, ma vi dico la verità, è molto importante, e consigliatemi qui sotto nei commenti altri video da fare in altri locali in giro per l'Italia, perché ho proprio l'idea di girare l'Italia e non solo, per andare a recensire locali, anche quelli meno conosciuti. Molto caratteristico il localino all'interno, è piccolo ma molto accogliente, però ci sono varie parti in cui si può andare. C'è la parte in cui sono io, che è praticamente quella immediatamente all'ingresso, vicino alla cassa praticamente, e poi c'è un'altra sala, quindi una parte esterna, però abbiamo deciso di metterci qui, perché non sono solo ovviamente, e una cosa molto caratteristica che sto notando è che ci sono tantissimi tipi di vino e moltissimi tipi di birre. Bello. Detto questo, vi vado a leggere un po' il menù molto ristretto, perché come dice Franchino, visto che io lo seguo, fare poche cose ma buone, quindi non dilettarsi a fare tantissima roba e poi magari peccare su qualcuno. Vi vado a leggere subito il menù degli antipasti: ricotta semilavorata con carote al curry verde e gremolata, insalata di lingua, truset, citronette all'arancia e cipolle agrodolci, uovo sodo, agretti, bagna cauda, aglio nero e arancia, flan di broccolo romano con bagna cauda, puntarelle alla romana, kimchi zucca e puntarelle e toma di montagnard. Per quanto riguarda i primi, abbiamo 3 primi, bello, cioè non c'è una vastissima scelta, però io mi immagino che se vai a provarne uno, targria, come si dice a Napoli, tonnarelli alla gricia, chitarrine cima di rape e pan grattato, plin alla vaccinara, che comunque è un piatto tipico romano, ovvero la coda alla vaccinara, però rivisitato qui in Piemonte. I secondi, pollo alla cacciatora, costine di maiale glassate con 3 consistenze di cavolfiore, coda alla vaccinara e moscardini alla luciana. 2 contorni, patate al forno, scarola ripassata con capperi, oliva, uvette e aglio, e poi ci sono i dolci, panna cotta al caramello salato e polpì con crema inglese, quindi la torta di mele, e tiramisù. Ragazzi, la nostra avventura qui da Franchino parte con un antipasto che è questo qui: ricotta semilavorata con carote al curry verde gremolata. Primissima volta in vita mia che mangio una roba del genere, però sono molto curioso, vi dico la verità. Ma come si mangia? Una forchetta. Vabbè, giusto per contestualizzare, la gremolata è un trito tipico della cucina milanese composto da prezzemolo, aglio e scorza di limone. Come vedete qui dal piatto c'è molto olio, l'olietto, come lo chiama Franchino, raga, fa un words. Minchia. Sei diventato milanese? Figa, buono. C'è questo composto di ricotta che, abbinato all'olietto, si scioglie completamente in bocca. Ma c'è un accostamento bello, devo essere sincero. Poi c'è l'aglietto che si sente tanto, ma condito benissimo. Bel piatto, però bello antipasto. Una cosa molto particolare: il prezzemolo spinge tanto e l'olio fa la sua parte. L'olio buono si sente e spinge come il prezzemolo. Dico la verità, visto che ho preso anche il pane, farei una cosa molto napoletana. A scarpette mi prendo questa ricotta, la metto proprio sul pane, prendo un bel po' di olio, così, e ci abbino vicino questa carota. Franchino, si può andare una bruschetta. Bello. Allora, come avete visto dal menù, questo antipasto qui che ho scelto io costa 9 euro. Man mano che si va avanti, essendo bella consistente e piena di condimenti, le carote poi su abbastanza qui dentro, i pezzi di carota, secondo me, cioè come porzione è giusto. Tra l'altro ci mangiano vicino 2 persone. Infatti adesso mi farà accompagnare Roberta se vuole assaggiare. Ah, non ci ha lasciato niente. La ricotta di mangiare sta quanto? È buona però. Da premettere che Roberta è molto particolare, con le cose che mangia, con i gusti. Però onestamente Non è male. No, è veramente buono, però per i miei gusti a me non piace. Però la sento pure un po' forte.
È forte. Ah, tra l'altro ragazzi, abbiamo preso anche il vino, il Sangiovese, il tipico vino di queste zone. Così mi è stato detto un bel rosso, che secondo me ce lo abbino molto bene sopra. Bello, bello vino, una ma embriaca cadente. Signori, primo piatto, cucina tipica romana. Tonnarelli alla gricia, conditi con abbondante pecorino romano, pepe nero e guanciale. Sono invitanti. Sono molto molto invitanti. La pasta così voglio mi fa impazzire. La pasta che ci sente sotto al dente. Fresca. Mamma mia. Troppo assai, a me non c'entra. Com'è? Molto buono, molto buono. Devo dare un'altra forchettata per dire una cosa. No, per dire una cosa. Voglio essere più sicuro. E aspetto pure te. È buono, però una cosa, secondo me il guanciale rende un po' il piatto un po' salato. Poco, facci caso. Ma perché quello è il guanciale che è molto salato. Già di suo. No, lo so. No, è buono. La voglia è un piatto buono proprio. Pensavo non mi piacesse perché a me il formaggio non piace tanto. Però ti sei ricreduta. Sono ricreduta. Voglio, guardate qua quanto è bello, sto tonnarello. Siamo in Piemonte, ma in realtà ci siamo spostati nel Lazio. Attualmente stiamo a Roma, voglio. Bello piatto. Buono. Anche da condividere, guardate, perché la porzione è bella abbondante, anche per una sola persona. No, poi se vuoi mangiare tipo antipasto, secondo, dolce, comunque non ce la puoi mangiare tutto. Ricordo il prezzo, onesto secondo me 14 euro, perché quelli sono i prezzi più o meno dei primi piatti. Questa è la pasta che piace pure a me. Fa paura, fa C'è paura. proprio la tipologia di pasta. Buono buono. È amalgamato bene in fischio. Sì. E pure che faccio mo? Cappello. Bicchiere di vino. La pernicetta. Mamma mia, vino russo, coppa gricia. Adesso vi dedicherò un morso sotto e sotto da Franchino il criminale. Clamoroso. Vi dico la verità, peccato per questo pizzico di sale che ripeto, secondo me è dovuto al guanciale. Non sono un critico, però devo dirlo, poco salato, poco. Per il resto è un piatto eccellente. Franchi, altra idea per un'altra bruschetta. La bruschetta alla gricia. Vai, va. È uno spettacolo. E allora continuiamo. Abbiamo un secondo. Ma ci mangiate? Già siamo mangiati il patano. Vabbè, comunque abbiamo ordinato coda alla vaccinara, che è un piatto tipico della tradizione romana, più patate al forno. Guardate la cottura di patate al forno. Io mo ci faccio caso più di tanto, perché? Perché Franchino, quello che vai a vedere nei video soprattutto, è proprio la cottura delle varie cose. Le pizze, i panini, le patate. Qua la cottura, diciamo quasi abbrustolite. No, a me piacciono. Sono buone? Sono buone. Una cosa proprio tipica, a parte l'ambiente in cui siamo, diciamo proprio il locale molto rustico, molto da osteria, pure i piatti, guardate qua, pare i piatti della nonna, i piatti della nonna. Sono quelle cose tipiche che ci fai caso, no? Quando entri in determinati ambienti e contesti. Allora, coda alla vaccinara, mai mangiato? Nemmeno io. Vado a leggere perché non voglio dire cose non vere. È un ricco stufato di coda di bue cotto lentamente con verdure, ossia sedano, carota e cipolla, e pomodoro, che diventa tenerissima e si stacca dall'osso. Voglio portare anche un po' di storia, perché leggo che il suo nome deriva dalle vaccinare, che sono le mogli dei macellai che preparavano questo piatto con le parti meno pregiate, ossia il quinto quarto si chiama. Oh. Comunque anche qui, piatto molto ricco, Piatto ricco mi ci ficco. Però se già la carne se ne viene così, c'è tanta roba. Oh, senti com'è friabile in bocca, cioè guarda qua la carne se ne viene senza coltello praticamente. Si stacca subito dall'osso. Buona, così non mi piace la carne così. Sono quelle carni che vanno bene per chi non te ne riente. Però quanto è buona la carne così? Ma mi sembra la carne che fa la nonna rumenica. Ma può essere che ce lo mangiamo e non sappiamo. Comunque è buonissima, è tenerissima. Vero, storicamente a casa della nonna la domenica, oltre al ragù, ci sta un'altra pentola dove fa o le polpette o la carne, o a braciolo. E ma a me mi pare che sta pure una carne tipo questa qua. Bello, pure a me. Fatta bene, completamente inzuppata nel pomodoro. Guardate quanta salsa. Buonissima. Cioè non può dire che non è abbondante. Bisogna dire anche il prezzo, 17 Però euro. ti dà una carne buonissima. E la grandezza del piatto comunque è importante. Diciamo, questi sono 2 pezzettoni di carne. Considera che ce lo stiamo mangiando in 2. Voglio provare pure le patate. È bella la patata. La patata è bella, sempre. Comunque sposto, perché ci piace. E sono poca. Io mi sto consolando. Prima. Ovvero sembra che sto la domenica dalla nonna, ma a parte gli scherzi. Cioè proprio che la carne là è fatta bene, è condita bene, è presentata bene nel piatto, abbondante il piatto.
Le patate sono buone, cotte bene, è un piatto fatto bene. Ma pure il condimento del sugo, buonissimo. Sì. Bella corposa. Terza bruschetta che consiglio di fare a Franchino, con la carne della coda alla vaccinara. Prendete la carne, ci pigli pure un po' di carote, lo metti qua a sto pezzuolo di pane. Franchino, guarda qua, proprio a napolitana proprio. Lo dedico a te, Franchino. Ecco qua. Ma è caruta carote. Ma è che è bello. Ma bello buono. Io sono bello. Ma bella è una cosa e buona è un'altra. Bella e buona. Allora ragazzi, per tutto quello che abbiamo mangiato, 57 euro. Ecco qui lo scontrino, ve lo faccio vedere. Secondo me ci sta la coda alla vaccinara sta 17. È quello che ha fatto balzare un po' il prezzo. Però non sono un esperto, quindi non so la coda alla vaccinara effettivamente. Pure per la quantità che ne abbiamo mangiato, se ci sta o meno come prezzo. Faccio decidere pure nei commenti. Siamo usciti, finita l'esperienza culinaria, però è il momento di andare in bagno. Praticamente l'osteria sta qui, come vedete alle nostre spalle. E per andare in bagno ci è stato detto che qui a Torino i locali hanno il bagno all'esterno Nei condomini. nei condomini. Come vedete la strada da fare è questa qua, dovete uscire fuori e andare in questo vialetto, sinistra e poi destra. Eccolo qua. E questi sono i bagni. È una cosa proprio completamente, capito? A parte. Cioè, c'è finire. Effettivamente siamo dentro un condominio perché Sì. sopra sono le case. Cioè, qui praticamente può andarci chiunque, pure chi non è andato all'osteria. Vabbè, niente, vi volevo condividere anche quest'altra cosa perché fa parte dell'esperienza. Tra l'altro, molto carini questi bagni, come vedete, ci sono dei graffiti qui sopra, dei disegni belli, particolari. Io mi ritengo molto soddisfatto di aver fatto questa esperienza culinaria da Franchino. Anche io avevo un po' dei pregiudizi leggendo il menù perché la mia esperienza culinaria è molto ristretta. Cioè, mangio proprio. È il minimo indispensabile. Allora le cose particolari mi spaventano subito. Come si dice a Napoli, comunque c'è un consulato. No, veramente. Molto molto Mi buono. sono ricreduta. Solo gli antipasti, secondo me, non rientrano nei miei gusti personali, però sia il primo che il secondo, che il contorno che abbiamo mangiato, spettacolare, buonissimo. Si vede che sono prodotti buoni e eccellenti. Cucinati bene, infatti do un voto alto, 8. Anche per me. Promosso Franchino il criminale, spero possa vedere il video, farebbe molto piacere, magari mi fa sapere pure cosa ne pensa del video. Fatemi sapere anche voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se volete altre esperienze del genere fatemelo sapere con un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!